Nonostante l'alluvione, la stagione sciistica sulle Dolomiti partirà regolarmente, con l'apertura di Faloria e Cinque Torri a Cortina il 30 novembre, degli impianti di Arabba il 1 dicembre, di quelli del Sella Ronda il 6 e di tutti gli altri comprensori il giorno successivo. I veneti sono forti e i bellunesi anche, e la dimostrazione di appunto forza che è stata data è incredibile. Avevamo detto che volevamo riaprire gli impianti in tempo per la stagione invernale e questo avverrà. Gli impianti, informano i gestori, non hanno subito danni come i territori di Bassa Valle. La prima stima è comunque di più di 2 milioni di euro, anche se in primavera le cifre aumenteranno per mettere in sicurezza le piste. L'emergenza in ogni caso è stata superata grazie a un mese di lavoro ininterrotto, si apre senza ritardi e in condizioni normali. Ovviamente è importante che arrivi il freddo perché altrimenti non si può sparare, ma questo è un altro discorso che vale ogni anno. Ma le piste sono a posto, gli impianti funzionano e quindi il segnale che vogliamo mandare è quello di una stagione che può iniziare tranquillamente, quindi che non ci siano remore da questo punto di vista di non venire nei nostri territori perché ci si aspetta un paesaggio lunare. Non è così. Tra le novità di quest'anno l'avvio invernale del progetto Venezia Dolomiti, già sperimentato durante l'estate. Ai turisti internazionali vengono proposti pacchetti che uniscono le bellezze della laguna a quelle delle vette del Bellunese e un biglietto unico per collegare la città d'acqua alla montagna. Con forza l'appello che faccio come assessore del turismo è quello di chiedere ai veneti di fare uno sforzo, di venire a sciare nei nostri territori, nel nostro Bellunese che sarà aperto completamente, le piste da sci saranno aperte e quindi il più grande messaggio che possono mandare è quello di venire a sciare nei nostri territori. Solo così si può anche aiutare la ripresa.